ben ritrovati a un nuovo appuntamento con A Voi la Linea. A Fagnacco di Martignacco da qualche ora è stata aperta la paratoia che di fatto alimenta i canali dai quali si approvvigiona il territorio, in particolare le aziende agricole per l'irrigazione. Al momento, come spiegano i funzionari del Consorzio di Bonifica Pianura Friulana, le attuali precipitazioni non sono sufficienti. A poca distanza sono in corso i lavori di consolidamento del canale Ledra per azzerare lo spreco idrico, investimento di 15 milioni di euro. Ci racconta tutto Daniele Paroni, che assieme a Martina Beraldo si trova sul posto. A voi la linea. Grazie della linea. Sono passate 48 ore quando eravamo con Giovanni Baldissera del Consorzio di Bonifica Pianura Friulana alla chiusa di Ospedaletto. Adesso siamo alla paratoia di Fagnacco di Martignacco. Siamo in pianura, una zona agreste, piove e fa freddo, e invece Giovanni, qui oggi che cosa è successo in queste ore? Abbiamo riaperto una delle paratoie a scudo inserite nel canale principale e adesso l'acqua che scende proprio da Ospedaletto prosegue il suo percorso fino alla fiera di Udine. Lì andrà a scarico nel torrente Cormor per una giornata, in maniera che tutti i detriti che vengono trasportati dall'acqua vengono scaricati naturalmente nel Cormor, e poi da lì il giorno dopo riprenderemo la stessa acqua e la porteremo fino in via Castelfidardo a Udine, dove alimenteremo il canale di Castions. Questa è acqua che serve per l'agricoltura. Questa principalmente, lo scopo principale è per irrigare i campi, poi si usa anche per gli impianti di forza motrice. Giovanni, qui la nostra Beraldo sta riprendendo quest'acqua che scorre in maniera tranquilla e sta convergendo verso una centrale idroelettrica che al momento è chiusa. Sì, adesso la paratoia è stata posizionata in questo punto per consentire, nel caso di lavori lungo l'asta del canale, di poter mantenere in funzione l'opera di presa che carica la tubazione forzata che porta l'acqua alla centrale idroelettrica del Consorzio. Al momento sta transitando che quantità d'acqua? Siamo tra i 2,5 cubi e i 3. Ecco, 48 ore fa ci eravamo detti, sta per arrivare la pioggia, le precipitazioni sono sufficienti o no? No, le precipitazioni sono insufficienti, praticamente è piovuto poco o niente. Speriamo che oggi e domani scendano quei benedetti millimetri di pioggia che ci consentano un po' di respirare, insomma, perché adesso siamo veramente male e se non piovono almeno un centinaio di millimetri la situazione permane grave. Ecco, e noi adesso ci spostiamo e andiamo a vedere di persona, a verificare di persona i lavori che il Consorzio sta effettuando, un investimento importante mirato al risparmio idrico. Dove andiamo adesso? Adesso ci portiamo più a valle, andiamo a Martignacco, dove si vedranno l'inizio dei lavori della parte di rivestimento del canale fatti appunto per il risparmio idrico, e lì ci troveremo con il direttore dei lavori, l'ingegner Michele Cicutini, che vi illustrerà l'opera. E come promesso ci siamo spostati, sono con l'ingegnere Cicutini che dirige i lavori, dicevamo prima un investimento importante per limitare lo spreco idrico. Sì, questo intervento qui diciamo interessa circa 4,5 km del canale principale Ledra, che porta giù l'acqua dalla presa di Ospedaletto sul tagliamento e serve a rifornire per l'irrigazione tutta la pianura friulana, diciamo centro-occidentale. In che cosa sono consistiti i lavori? I lavori sono consistiti nel rivestimento in sezione in cemento di 4,5 km del canale. Il canale prima era in terra e questo chiaramente comportava numerose perdite, perché il fondo e le sponde sono prevalentemente ghiaiosi e nel corso dei decenni erano ormai soggette a numerose fessurazioni, per cui l'acqua derivata si disperdeva e si sprecava. Adesso con questo intervento non sprecheremo più neanche un litro dell'acqua che deriviamo dal tagliamento. Ecco, proprio in queste ore si stanno concludendo i lavori che riprenderanno a novembre? Sì, con oggi si è conclusa la prima fase, che ha permesso di rivestire i primi 2,3 km di canale
a novembre si riprenderà con la seconda fase che molto probabilmente consentirà di completare l'intervento su tutti i 4,5 km complessivi. Ecco, proprio in questo momento le immagini della nostra Martina Beraldo lo testimoniano, il canale si sta riempiendo d'acqua, vero? Sì, con oggi, da tempo era stata prefissata la data di oggi per reimmettere l'acqua e questa data è stata rispettata. Con oggi, diciamo, tutto il canale viene riempito da Faugnaco a valle fino all'Entefiera e poi pian piano nei prossimi giorni si procederà anche alla riapertura dei canali derivatori secondari che prendono l'acqua da questo canale e appunto poi la portano in tutte le zone della pianura. Bene, da questo nuovo punto termina la nostra diretta, quindi io vi ringrazio Martina Beraldo, a voi la linea. Grazie a Daniele Paroni e a Martina Beraldo. Aiuti alla resistenza ucraina che sta combattendo contro i russi e ai profughi che stanno scappando dalla guerra. La storia di Aurelia, Stefano e Claudio che hanno aperto un sito internet dedicato, ci chiedono elmetti, caschi e giubbotti antiproiettili ma anche tanti medicinali. Tutto è nato dal momento quando io volevo portare via mia madre da Kiev. Poi mi hanno contattato diversi amici per aiutare a uscire da Kiev e abbiamo creato una via più sicura che era possibile. Poi abbiamo pensato, con tutte le storie che abbiamo sentito dalle mie amici, abbiamo pensato di aiutare in modo possibile almeno ai persone che stanno più vicini e dopo mio marito ha avuto un'idea forse di aprire un'associazione, ma quando era problema di portare proprio mia madre dal confine di Ucraina all'Italia avevamo bisogno di benzina, che lì era problema, per la strada erano problemi con la benzina e abbiamo fatto una richiesta su Facebook come fare di trovare taniche per affrontare il viaggio in modo più sicuro. Dopodiché è apparso nella nostra vita Claudio, che è stato veramente di grande aiuto con sue idee e lì, tranne mie esperienze che non era proprio bellissima con fondi beneficiari e idee di mio marito che ha detto che dobbiamo fare qualcosa per contrabbattere quelle brutte esperienze e dimostrare che possiamo fare qualcosa di bello, sono intervenuti loro due e ce l'abbiamo fatto. Quali sono le finalità di questa associazione? Cioè, di cosa si occupa? Abbiamo fatto due motivi: primo, di aiutare persone militari che prima combattono per paese e secondo, per aiutare i rifugiati che sono qui e sono ancora in confine. Hai dato un grande contributo proprio nel sito, no? Ecco, in questo sito che cosa racconti e soprattutto che cosa si può... Allora, nel sito helpas.it si può dare una mano concreta ai profughi e anche alle persone che sono rimaste in Ucraina in più maniere. Prima di tutto i cittadini possono mettere a disposizione la loro abitazione per ospitare i profughi. In pochi giorni abbiamo già raccolto oltre 700 posti per accogliere i profughi che scappano dall'Ucraina. E da lunedì avremo anche una raccolta di aiuti mirati dove possiamo soddisfare richieste di effettive necessità, che sono quelle di un popolo che in questo momento sta combattendo una guerra partigiana e che quindi ha bisogno di tutto il necessario per difendersi. Hanno bisogno di antibiotici, antidolorifici, caschi, elmetti, giubbotti antiproiettili, visori notturni, perché si sono movimentati come un vero popolo, un vero
una vera nazione che si ribella alla possibile dittatura che arriverebbe da una vittoria russa. Quindi ci sono milioni di persone che sono rimaste là a combattere e noi vogliamo andare agli aiuti concreti, non gli aiuti che stanno arrivando a valanghe, dove a me non piace dirlo ma mi dispiace constatarlo, dove gli svuotacantine mandano un sacco di cose inutili. No, a quella gente non servono i vestiti. Ne hanno a sufficienza, sono vestiti anche meglio di noi, visto che sono abituati a un clima freddo. Adesso hanno bisogno di attrezzarsi per resistere. E attrezzarsi per resistere ci sono aiuti concreti. Grazie ad Aurelia che è in diretto contatto con la Resistenza, ci fanno delle specifiche richieste. Stefano, il tuo ruolo in tutto questo bel progetto qual è? Beh, il mio ruolo inizialmente è stato quello di cercare di dare una mano a mia suocera e dopodiché è diventato quello di mettere insieme più persone con un animo buono che cerchino di dare una mano, e quindi sono, diciamo, il collante fra diverse realtà. Sono contento di avere questo ruolo, credo che nel sociale bisogna impegnarsi tanto e sono contento che qui in Italia adesso ci siano persone che insomma si impegnano per queste cose, per questi aiuti. Ed ora una piccola pausa per la pubblicità, ci vediamo tra poco. Bentornati ad A Voi la Linea. Per la prima volta siamo noi a dare da mangiare le api e non viceversa. A dirlo Luigi Capponi, presidente del Consorzio Apicoltori di Udine, che racconta come il lungo periodo di siccità stia mettendo a rischio la riproduzione delle api che in assenza di pioggia restano non solo senza acqua ma anche senza cibo. Vediamo. Il lungo periodo di siccità in regione ha riportato in sofferenza il mondo dell'apicoltura, già in difficoltà a causa di emergenze climatiche ormai sempre più frequenti. Con poca acqua a disposizione le api si indeboliscono e fanno più fatica nel riprodursi. È un problema molto grave, in quanto in questo proprio preciso momento le api che si stanno rafforzando. Loro aumentano da circa 7.000-8.000 individui degli invernali per arrivare a oltre 50.000 in primavera e hanno bisogno di acqua per fare in modo che questa, unitamente al nettare, unitamente al polline, venga data da mangiare alla covata. Se non c'è questo materiale essenziale, le api non riescono a crescere e quindi la regina stessa, vedendo che ci sono delle problematiche, si blocca e non possono costruire una famiglia che sia una famiglia adeguata per andare a bottinare nei fiori. A risentire della siccità sono anche le piante stesse, con la conseguenza che le api si ritrovano non solo senza acqua, ma anche con poco cibo. Le piante, non trovando umidità, raccolgono presso di loro la loro umidità e non danno tanto nettare. Quindi gli amidi che sono stati conservati e prodotti l'anno precedente, settembre-ottobre, non possono essere trasformati in zucchero e quindi anche la qualità del nettare non è ottima se non c'è e se non ci sarà acqua. Tantissimi nostri associati sono a controllare le api e stanno dando degli sciroppi, che sono nient'altro che acqua e zucchero, molto diluita, per fare in modo che le api possano avere sia l'acqua che anche un leggero nutrimento per fare in modo che la covata possa riprendersi. E tutto questo quindi come si ripercuote sulla produzione del miele? Scarsissima, molto probabilmente avremo problematiche anche quest'anno nella produzione. La Regione è intervenuta stanziando quasi 300.000 euro per l'acquisto di nutrimenti aggiuntivi per le api. Noi dobbiamo sempre ringraziare la Regione perché la Regione ci dà un contributo, quest'anno ce l'ha dato sostanzioso, per fare in modo che noi si possa acquistare nutrimento per le api. Guardi che è il primo anno che noi apicoltori, l'anno scorso anche abbiamo cominciato, che è il primo anno che noi diamo da mangiare noi alle api, non le api che ci danno da mangiare il loro miele. Le piogge previste nei prossimi giorni non bastano? Le piogge no, sono 2 mesi che non piove. Abbiamo visto il Po è sotto di 12 metri, l'Adice è praticamente a secco e quindi non bastano, assolutamente non bastano. Io voglio sperare che le cose vengano a cambiarsi un pochettino e si cominci a pensare un po' a questo cambiamento climatico e a fare soprattutto qualcosa. Chiedo anche se
il cittadino stesso, magari quelli che hanno un giardino in casa, possono fare qualcosa nel loro piccolo. Coloro i quali hanno un giardino, seminare e piantare piante che sono tipiche per le api, che le api volentieri vanno a bottinare. Secondo, formulare, fare, costruire, basta anche una bacinella mettendo dentro della paglia oppure delle foglie con dell'acqua. Le api vanno, si abbeverano, portano l'acqua nelle loro arnie e la cosa si può risolvere. Certo, si può risolvere quella della bontà della famiglia. Se poi non manca l'acqua vera e le piante non offrono il nettare, non possiamo farci nulla. L'agricoltura di oggi e del futuro deve rispondere alle nuove tendenze che riguardano l'alimentazione, tenendo conto di tutti i fattori di cambiamento, come abbiamo visto anche nel servizio precedente, a partire dal clima e dall'innovazione tecnologica. Il tema è stato al centro del terzo workshop organizzato da Udine Gorizia Fiera in preparazione della prossima edizione di Agriest. Terzo workshop in preparazione di Agriest, un appuntamento importante per parlare delle sfide, le sfide che l'agricoltura dovrà affrontare nel futuro. Non a caso il titolo di questo incontro è Ricerca, cibo e farming, il futuro in tavola. Ne parliamo con il professor Morgante, da anni impegnato nella genetica, nello studio appunto applicato allo sviluppo di una nuova agricoltura, dell'agricoltura del futuro. Professore, a che punto siamo con la ricerca? Io credo che la ricerca abbia fatto grossi passi avanti, ci ha dato strumenti e tecnologie che ci possono permettere di rendere l'agricoltura al tempo stesso più sostenibile economicamente, ambientalmente e socialmente. La sfida della sostenibilità ambientale è una sfida importante che dobbiamo riuscire a vincere. Alimentarci costa da un punto di vista ambientale, quindi quando pensiamo alla transizione ecologica dobbiamo pensare anche a tutta una serie di azioni che dobbiamo mettere in campo per rendere più sostenibile ambientalmente la produzione di cibo. Però ovviamente questo non può andare a scapito dei costi degli alimenti che in questi giorni stanno salendo a causa di tutte le ripercussioni della guerra. La scienza ci può aiutare, però c'è bisogno che il consumatore abbia un approccio nuovo all'innovazione in agricoltura. Deve capire che innovare vuol dire anche portare benefici all'ambiente in cui tutti ci troviamo a vivere, che non possiamo continuare a produrre in maniera così costosa da un punto di vista ambientale e che se non accetteremo queste innovazioni ci ritroveremo ad avere un pianeta che sarà più difficile da abitare. Capisco che non è una sfida facile da vincere, ma bisogna riuscire a comprendere che i benefici dal punto di vista ambientale possono venire solo e soprattutto da un utilizzo dell'innovazione tecnologica in agricoltura. Ecco, però i puri, quelli che sono legati alla terra, effettivamente sono molto perplessi, no? Per quanto riguarda il nuovo che avanza e che per forza di cose dovrà essere nel futuro. Beh, intanto molti di questi puri sono legati a tradizioni, ma quelle tradizioni in passato erano state a loro volta innovazioni, quindi non possiamo pensare che tutto si risolva fermando il tempo, addirittura tornando indietro nel tempo. La storia dell'agricoltura è una storia fatta di continue innovazioni e dobbiamo continuare a farlo. Non è un sistema naturale, è un sistema artificiale. La velocità a cui il sistema agricolo deve evolvere è molto superiore a quella che sarebbe possibile se affidassimo tutto alla natura. Si è parlato in generale di agricoltura del futuro, ma l'importante è riuscire a conquistare i consumatori con la nuova agricoltura, con i nuovi prodotti o perlomeno con i prodotti, con il nuovo metodo di coltura dei prodotti. Dico bene, Filippucci? Ma sì, poi noi traduciamo in pratica tutta questa che è apparente teoria, invece è una realtà magari nascosta, e noi la traduciamo in pratica con dei piatti che partono da una storicità ma che in effetti hanno molto di nuovo, perché sono prodotti nuovi, prodotti in maniera diversa, però ci deve essere sempre questa parte della creatività che ha il cuoco e che tutti noi abbiamo, e soprattutto dobbiamo stare attenti a mantenere l'italianità, il Made in Italy, cioè lo stile
il gusto che noi abbiamo e che ha fatto innamorare milioni e milioni di persone che ci vengono a visitare, dobbiamo mantenerlo. Questa è la nostra sfida e questo fanno i nostri chef. Se arrivassero qui i genovesi, che cosa direbbero di questo basilico? Io l'ho assaggiato, sono peggio dei genovesi perché sono pittima, è un basilico con un ottimo profumo, abbiamo fatto una crema di basilico noi. Spieghiamo ai nostri telespettatori, questo basilico come viene prodotto, come viene coltivato? Viene coltivato in capannoni in verticali dove il basilico matura, produce i profumi attraverso lo studio che hanno fatto con l'intelligenza artificiale della necessità di luce, soprattutto della luce, dei tempi, è fuori radice, quindi viene irrorato e alimentato attraverso l'acqua che ha delle componenti, ha un suo ciclo di produzione. Ed ora andiamo nelle valli del Natisone, dove è stato inaugurato il cammino delle 44 chiesette votive. L'itinerario è stato inserito tra i cammini ufficiali del Friuli Venezia Giulia. Un percorso di 167 km suddiviso in 10 tappe tra strade e sentieri delle valli del Natisone per scoprirne il patrimonio artistico, culturale e religioso. Il cammino delle 44 chiesette votive, tracciato e segnalato dalla Prolocone di Schedoline di San Pietro al Natisone, è il nuovo itinerario turistico inserito nel novero dei cammini ufficiali del Friuli Venezia Giulia. Un cammino che nasce da una straordinaria idea che abbiamo avuto come Proloco più di 10 anni fa, di mettere insieme e di unire attraverso un cammino queste 44 chiesette, che è un patrimonio architettonico unico nel panorama non solo delle valli del Natisone ma dell'intero Friuli Venezia Giulia. Abbiamo fatto un riferimento bibliografico a due grandi autori, che è Tarcisio Venuti e Giuseppe Marchetti, che hanno censite queste 44 chiesette votive e abbiamo ottenuto quel loro censimento e quindi abbiamo fatto riferimento a quelle loro chiese che hanno censito. 167 km, 10 tappe, la tappa 0 parte dal Museo Cristiano di Cividale, abbiamo voluto proprio che partisse da quell'importante museo di Cividale per mettere in collegamento Cividale con le valli del Natisone. Sono 10 anelli che hanno una valenza sicuramente religiosa ma anche artistica, culturale, linguistica, spirituale e anche laica. Cosa ancora dire delle chiesette? Bene, intanto sono del XII-XV secolo, sono costruite sulle alture, sui punti panoramici delle valli del Natisone, erano delle vere e proprie sentinelle, alcune all'interno dei paesi, e hanno tutte quante delle linee comuni queste chiesette. Quindi 3 importanti linee: l'oro, il legno e la pietra. Queste chiese nascono dalla scuola di Praga, di Peter Parler di Praga, e quindi attraverso la sua scuola, e siamo nel XIII secolo, noi abbiamo questa scuola che attraverso la Carolingia arriva a un paese della Slovenia, Sofia Loka, lì incontra un terreno fertile di cultura e di maestranze legate a maestri murari ed architetti. Il capostipite è Andrea da Sofia Loka, che è arrivato qui e ha portato questo stile gotico, lo stile gotico fiorito, che è uguale, identico a quello che oggi troviamo alla chiesa di San Vito di Praga. Dopo di lui è arrivato un altro grande maestro, sempre della scuola di Sofia Loka, Iernej da Sofia Loka, Bartolomeo da Sofia Loka, un grande affrescatore, e infine, e siamo tra il XV e il XVI secolo, abbiamo gli slati oltari, gli oltari dorati lignei della scuola di un altro Iernej, ma questa volta di Caporetto, Bartolomeo Ortari di Caporetto. In sintesi, che cosa rappresentano oggi le chiesette? Non solo l'aspetto religioso, ma l'aspetto concreto, plastico, la pietra, il legno e l'oro di questa straordinaria presenza culturale e linguistica di questa popolazione delle valli del Natisone e di loro riferimenti linguistici sloveni. E noi siamo in chiusura, ma ritorneremo in diretta con l'informazione alle 16:30. Grazie per l'attenzione e buona giornata.